Amici bellini, la conferenza, io se poi mi prendo un giorno di pausa è perché quasi stavamo per esultare per Navas, ma dobbiamo un attimo fermarci, poi non è che si può fare tutto in un giorno. Boh, se io potessi editare, questo colpo di tosse lo potrei togliere, e invece deve essere tutto live, è tutto vero, è tutto la TV verità. Lasciate un like per la TV verità, per i colpi di tosse, per le fumate bianche che hanno portato poi alle ufficialità di Ndombele, che si può pensare già di portarselo appresso in panchina. Come Simeone, probabilmente Raspadori ancora no, ci sono delle cose burocratiche da risolvere, ma andiamo per ordine. Lasciatelo il like per questa partita dove però me la vedrò al Sabao, al Maradona, quindi sarà complicato, non so come mi organizzerò con live, con video. Voi state tuned e ci vediamo là fuori, ci vediamo fuori. Perché poi molte persone mi stanno incontrando per strada, io devo ringraziare Gerardo, Giorgio, Mattia, Pasquale di Stoccarda, sono andato un attimo al punto blu delle magliette No, ma mo ne parliamo con calma. Prima le cose importanti. Iscrivetevi al canale. A Spalletti subito gli chiedono sui nuovi arrivi. Ma comincia così? No, l'entusiasmo? Sì, 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 si comincia così, con i nuovi arrivi, eccetera, eccetera. Avete notato che c'è Modugno invece di Ugolini? Lasciamo lì così, magari è un caso, magari non piaceva tantissimo Ugolini, chissà se a Spalletti o se al Napoli. Notiamole certe cose, certi cambiamenti. Insomma, Spalletti registra che questi nuovi arrivi improvvisi aumentano la soddisfazione dei tifosi e degli addetti ai lavori. E poi per tutta la conferenza, questa è la conferenza delle mani avanti, proprio così, tutte le mani avanti. Io poi devo bloccare quella che è la... Ecco, blocchiamo così, così, pure faccio così. La conferenza delle mani avanti, perché io mi rendo conto, e se ne parlerà tantissimo durante la stagione, lo sto registrando il polso del tifoso che dice ma De Laurentiis ha fatto quella che la fa, se adesso non va bene toccherà, è tutta colpa di Spalletti. La sto già pregustando, no? La cosa di patentini stracciati, di cose che allora se tu vuoi la squadra te l'hanno fatta, la squadra più forte dell'era De Laurentiis, perché si dice ogni anno, ricordiamoci. E quindi lui secondo me sta mettendo un pochino le mani avanti, e io che volevo pompierare, che dovevo pompierare, che il mio ruolo è pompierare e ricordarvi che per vincere servono tante altre cose, una squadra forte non basta, lo fa lui al posto nostro e ce lo spiega e ce lo ricorda. Andiamo per ordine. Il 4-3-3, con l'arrivo di Raspadori si può pensare anche a altro, ci ricorda le cose classiche, che il 4-2-3-1, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, si può alternare proprio come l'anno scorso. Certo è che Raspadori ha delle caratteristiche diverse rispetto ai giocatori che abbiamo quest'anno in attacco, e mi viene da pensare che effettivamente è uno probabilmente che assomiglia di più come caratteristiche anche fisiche a Insigne e Mertens, che adesso non hai più. Quindi se hai Kvara, se hai Osimhen, se hai Lozano che comunque punta molto, quando gioca a destra punta il fondo. Ecco, probabilmente con Raspadori tu puoi fare un discorso un po' più tecnico e va bene. Caratteristiche diverse. L'obiettivo, gli chiedono, l'obiettivo che tu avevi stabilito era far innamorare i tifosi, si può fare qualche obiettivo più concreto? Lo capisco. E poi questo anche in ambito del mercato, se si aspetta ancora di più del mercato. E lui dice l'obiettivo, intanto si lotta per diventare forti, intanto dobbiamo registrare i nuovi che non si sa, eccetera, eccetera. Spalletti è chiaro. Spalletti, quando voi mi state dicendo anche private, ma senti, la squadra mo è forte, io vi devo rispondere però calma, e ve lo dice lui, non ve lo devo dire io. Calma perché come sulla carta benissimo, e non c'è niente da dire, siamo soddisfatti degli arrivi. Se arrivasse anche Navas, e giustamente ci dai quell'esperienza che ci doveva servire in difesa per la leadership. Però io su quelli di prima mi fido, metto la mano sul fuoco e so quello che possono dare. Sui nuovi si devono amalgamare col gruppo, eccetera, eccetera. Quindi Spalletti ce lo dice, siamo gli stessi di prima, però con meno esperienza, meno personalità. Attenzione su questo. Questo poi è tutto a vedere, perché può essere pure che i nuovi dimostrano più personalità, che sono meno legati a certe dinamiche. Meno personalità, meno esperienza in Champions. E quindi Spalletti sta dicendo, se stecchiamo un paio di partite, non prendetevela subito con me, o non prendetevela subito con i giocatori, devono crescere queste cose qui. E quindi
andiamo avanti. E sul mercato, se è soddisfatto, si aspetta qualcosa, lui ci ripete, guarda che abbiamo semplicemente riempito le caselle vuote. Perché poi è chiaro che mi si potrà venire, quando mi si viene a dire il Napoli è uscito pazzo padrone, accattato a chi sta, accattato a che là, è chiaro che però tutti questi acquisti sono risultanti delle cessioni che stanno avvenendo. In un paio di casi probabilmente stiamo comprando prima di aver venduto, in altri casi l'abbiamo fatto di conseguenza, ma siamo tutti nella logica, non è che abbiamo aggiunto un Ndombele, Navas, Oliveira, Kim e Kvara a una squadra che è rimasta quella, abbiamo sostituito quelli che sappiamo. Quindi le mani avanti di Spalletti, ed è anche giusto, è anche giusto. Dombele ce lo descrive un pochino, che può fare tutti i ruoli del centrocampo, che non disdegna l'uscita se lo attaccano nello stretto, un po' quello che vi stavamo dicendo anche nella descrizione di Dombele nei video precedenti, e gli dice gli piace un po' di più correre in avanti che indietro, ma quello glielo possiamo insegnare, ecco il famoso equilibrio, e quindi su questo non aspettiamocelo titolare inamovibile, perché dovrà capire tutta una serie di discorsi di equilibrio che Spalletti gli dovrà fare, quindi io prevedo, ma facciamo anche la famosa formazione, la probabile formazione. Quindi sul fatto dei nuovi, lui dice K2, guardate che è già il migliore del suo ruolo nella Premier, la società ha abbassato i costi, questo era il loro... Spalletti ce la dice com'è, infatti arriverà a gennaio e finirà tutto questo, si lo faranno a fettine. La società ha abbassato i costi, questo era il loro obiettivo, hanno giocato bene, quindi sono arrivate le offerte per alcuni giocatori, questo era il loro obiettivo e galleggiamo. Ma questo è calma. Sarete una mina vagante? Saremo una mina vagante? Bah, eravamo una mina vagante l'anno scorso, serve l'amalgama per i nuovi, dobbiamo vedere come lavorano insieme tutti i nuovi. Le gerarchie delle 7 sorelle, come sono cambiate rispetto a chi si è rinforzato. Lui dice, non so chi si è rinforzato di più, ma qualcuno pensa all'oggi. Spalletti ci ricorda che noi abbiamo fatto un discorso che è di rivoluzione, di ricostruzione, non è detto che sia di ridimensionamento, ma comunque si riparte da giocatori più giovani e quindi giocatori che devono crescere, pensa a Kvara, pensa a Raspadori, pensa a questi qua. E dice, anche altre squadre dovevano pensare così, ma alcune hanno pensato all'oggi, cioè hanno preso giocatori per vincere oggi, e mi sembra chiaro il riferimento a un Lukaku, che te lo prendi per non è che per il futuro, anzi loro vendono la giovane promessa al Chelsea, attenzione, e una Juventus che invece mette Di Maria, eccetera, eccetera, quindi è il vincere oggi. Spalletti ci vuole riportare proprio coi piedi per terra, e secondo me fa bene, Dopodiché dice, vogliamo parlare un pochino del Monza, che abbiamo capito la conferenza del mercato, però il Monza è una squadra forte, e ci dice pure gestita da uomini di calcio leggendari che hanno fatto che sanno come fare calcio e sanno come si sta in Serie A, e quindi vedi come sempre il paragone, non basta il campo ma serve anche una società alle spalle che ti difende, che ti dà equilibrio, che ti dà forza. La società forte, destini forti con gli uomini forti, altrimenti non si fa niente. E poi ci parla un pochino anche di Stroppa, che è un allenatore moderno, quindi loro possono alternare un'aggressione paurosa anche ad un'attesa. Quindi abbiamo visto col Verona un po' più di attesa che di aggressione, loro non sono usciti molto dal guscio. Secondo Spalletti, Stroppa potrà presentare questa doppia opzione e quindi bisogna stare attenti ad adattarsi. Come sta Olivera? Olivera sta meglio, si sta allenando con più continuità perché fino a mo' doveva recuperare dall'infortunio, e sta imparando ora delle cose tattiche, è utilizzabile, è convocabile, ma lo ipotizziamo sempre dalla panchina. Questo lo dico io, poi può essere pure che gioca titolare, non c'è dubbio. L'entusiasmo dei tifosi, eccetera, eccetera. Questa si parte dalla pubblicità, quindi non so, voi mi dite nei commenti se mi sono scordato qualcosa. Io spero che l'entusiasmo sia dato dalla grande vittoria di Verona e non per il mercato fatto. Questa è la speranza di Spalletti. Poi gli si chiede ancora di Meret e Sirico, ti senti coperto? Noi servono 2 portieri forti e li abbiamo. I discorsi, poi ci sono dei discorsi che sono stati fatti che sono in evoluzione, e quindi ci conferma che la trattativa per Navas effettivamente c'è. Molte persone si sono esposte in maniera clamorosa, quindi poi si fa brutta figura se questa cosa non avviene. Però contemporaneamente, mentre uscivano le notizie, è fatta, fai il video mo' di notte perché è fatta, frenata, e tutti ti dicono no, bisogna aspettare la fine del mercato, risoluzione dell'ingaggio, del contratto con il PSG, l'ingaggio è comunque di 18 lordi, qualcosa deve pagare il PSG, insomma una situazione non semplice economicamente, che speriamo si possa risolvere.
Ma Spalletti non lo vuole sapere. Spalletti dice: io in queste cose non voglio entrare, io devo arrivare là e devo vedere giocatori disponibili ad allenarsi e a fare quello che c'è e lo vuole fare, io lo alleno. E mi sembra un po' come a dire: Meret, seppure sta un po' di qua, un po' di là, non si sa, non si sente titolare inamovibile, dà la sua disponibilità e quindi gioca. Probabilmente la stessa cosa non è avvenuto con Fabian, per capirci. Osimhen più Simeone insieme dipende dalla loro disponibilità, ci metto tra parentesi io, movimenti che fanno, no? Congrui e coerenti rispetto all'altro, e la difesa, la propensione alla difesa, perché sennò l'equilibrio come al solito. Ma conta vincere la partita, cioè non conta se giocano Osimhen e Simeone insieme, conterà vincere la partita. Lui vede entrambe come prime punte, giustamente, e poi ci parla un po' di Simeone, dice che è pronto alla concorrenza, lui sapeva di avere Osi davanti, ma comunque è voluto venire a prescindere, ha dimostrato grande felicità e quindi si metterà a disposizione per farsi trovare pronto quando sarà il caso, e secondo me in qualche partita, in qualche scampolo di partita li possiamo vedere anche tutti e due insieme, e chi vorrà fare un po' di lotta e un po' più di casino a centrocampo, anche di riaggressione, probabilmente si metterà a disposizione. Le palle inattive, abbiamo notato una cura maniacale, poi queste frasi che si dicono, la cura maniacale dei dettagli, si mettono là, eccetera. Voi fate la cura maniacale, però Spalletti è straordinario, dice sì, la cura maniacale la facciamo, sì, perché noi ci lavoriamo, ma abbiamo preso gol, quindi dobbiamo fare un pochino meglio. E ride, e poi è chiaro che ci ripete che la fisicità in Serie A è cambiata, ti mandano 7 lungagnoni e per i nostri che sono un po' più tecnici e meno fisici è difficile marcarli tutti. Questo lo stiamo un pochino sistemando, se arriva pure un Dombele, se arriva pure, insomma, con quelli là ci dovrebbe essere un riequilibrio delle forze. L'equilibrio dell'alta classifica dipenderà dalle piccole se daranno battaglia. Vabbè, le solite frasi, queste non servono veramente a niente. E poi si parla ancora di Di Lorenzo capitano, e Spalletti ci ricorda che la leadership generale, perché non era solamente Insigne capitano, ricordiamo che lui identificava Koulibaly come comandante, ricordiamo la leadership di Ospina, ricordiamo, non c'è bisogno nemmeno del valore che aveva Mertens nello spogliatoio. Questa leadership generale è da ritrovare, bisogna far salire di leadership quelli che già ci stanno, e lo faranno in maniera naturale, penso a un Juan Jesus a prescindere di tutto, e dice che Di Lorenzo è stato perfetto, viene avanti, ha preso quella che era l'eredità all'inizio sembrava parlarsi di Insigne, viene avanti solo se c'è un problema, come faceva il comandante. Allora mi sembra quasi che Spalletti ci sta dicendo che il vero capitano alla fine, anche l'anno scorso, era Koulibaly, e ce lo fa sapere tra le righe. Signori miei, noi ipotizziamo, mettendo le varie possibilità, faccio questa cosa un po' diversa, ipotizziamo quella che potrebbe essere la formazione titolare per domani contro il Monza, che io sto al San Paolo Maradona in curva B e che ci dobbiamo vedere, ci incontriamo pure, se qualcuno mi riconosce si faccia la fotografia e sono io che mi esalto e mi emoziono con voi. Eccola qua, questa può essere una foto per far fare attore Falanga, non lo so se la devo mettere di qua o di là, beh, la copertina. Ci mettiamo Meret. Potrebbe anche essere che se proprio con un piede che hanno risolto a chi darlo e si risolve, per farlo stare tranquillo, magari Sirigu ha preso un po' di confidenza e lo mette, ma io considero Meret come prima scelta. Poi c'è la solita difesa con Di Lorenzo, con Rach, con Kim, e ci metto Mario Rui, però ho scritto Oliver giusto perché Spalletti ci ha detto che è convocabile, ma non penso proprio. Con Lobbo non c'è dubbio, anche perché l'infortunio di Dem, sfortunato, troppo sfortunato di Luaio, anche sa, non credo sia in discussione, perché poi Ndombele deve recuperare. E qua partiamo con Zelu, con Elmas, che potrebbe anche per una volta partire da titolare, che ne sai. In attacco non credo ci siano dubbi. Kvara io lo confermerei dall'inizio, anche perché secondo me Spalletti capisce che all'inizio la devi sbloccare la partita, poi dopo se Kvara non ti garantisce ancora quell'equilibrio che deve inseguire gli avversari, cose che un po' ha detto anche di altri, poi lo togli dopo se fai gol. Osi, Simone non andrà in panchina, ma che penso Osi, e ci mettiamo Lozano sempre con Politano pronto a partire al posto suo o a sostituirlo ad un certo punto. Non è cambiato molto, ragazzi, tra il Napoli dell'anno scorso e il Napoli di quest'anno, più o meno sappiamo quello che ci abbiamo. Dobbiamo sicuramente capire questa situazione del portiere, che potrebbe aprire a nuovi scenari, almeno per quanto riguarda la leadership in difesa, che sappiamo che può essere un problema in alcune partite.
sappiamo che dobbiamo fare la Champions League e ho tantissime altre cose da dire, ma non le dico adesso. Alla chiusura poi del mercato si faranno tutta una serie di valutazioni e di riflessioni. Io ho un'idea ben precisa sulle idee, sull'operato di De Laurentiis in questa fase del mercato. Quello si è trovato perché capo è asciutto pazzo. No, perché abbiamo visto poi a conti fatti che sì, ha abbassato gli ingaggi, ha abbassato l'età media, ma sta in passivo di 10 milioni rispetto a quello che è entrato, rispetto a quello che ha pagato per quest'annata, 10 milioni, quindi non è che è impazzito, ha fatto tutto quello che poteva fare tranquillamente nei suoi interessi, perché bisogna aumentare le presenze allo stadio anche per avere più diritti TV e galleggiare ma senza perdere il contatto con la vetta, perché altrimenti te ne esce. Ve lo spiego bene da fuori grotta, Valerio Fluido e tutto, ve lo spiego bene con capo, poi magari al Sea Legend il 25 vi siete dimenticati il like